Ok, dovremmo essere in diretta, sì, vedo live, quindi scusate il ritardo, siamo in diretta dalla sede della Regione Veneto di Bruxelles. Io sposto e passo la parola subito a Carlo Clini, che è il nostro padrone di casa nel vero senso della parola. Allora, buongiorno a tutti, sono Carlo Clini, responsabile dell'ufficio di Bruxelles della Regione del Veneto. Vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio per aver scelto la sede di Bruxelles della Regione del Veneto per ospitare la presentazione di questo podcast. Ieri, quando in Parlamento ho ascoltato una prima presentazione breve dell'idea, della costruzione, della nascita di questo podcast, ci sono alcune cose che mi sono rimaste impresse che ho trovato veramente molto interessanti. Ho trovato molto interessante l'idea che è stata espressa da Caterina Di Napoli, che dopo penso presenterà anche lei, la gentilezza che deve essere però unita al coraggio, la gentilezza che deve essere unita alla determinazione, la gentilezza che deve essere unita alla resilienza, la capacità e la necessità di riuscire a uscire dagli stereotipi che è stato presentato poi anche qui dalla Pamela, grazie, quando la Pamela ha fatto la metafora della rana. Noi siamo abituati a vivere in un certo modo, a riprodurre tutta una serie di modalità per cui non ci rendiamo conto spesso di come queste modalità possono essere percepite, per cui un tono di voce, per cui un approccio, per cui una postura nell'ambito di una conversazione può essere percepita in maniera diversa e nonostante ciascuno di noi abbia avuto la possibilità o no di crescere in un determinato contesto, indipendentemente dalla cultura, dal ceto sociale, indipendentemente dall'educazione, quello che ho capito ieri è che c'è sempre e comunque la necessità di confrontarsi e c'è sempre comunque qualcosa da imparare e da migliorare. Quindi sono molto contento che voi siate qui oggi a presentare questo podcast. Ringrazio Michela Faggiani e tutti gli organizzatori, l'onorevole Moretti che è qui con noi, che ricordo aveva organizzato la diretta al Parlamento europeo della presentazione della Fondazione di Giulia Cecchettin. Ed è importante che noi qua come istituzioni, noi come tecnici, voi come politici, portiate avanti e teniate sempre alta l'attenzione su questi temi. Quindi grazie a tutti, buon lavoro. Stavo dicendo che ringraziamo la Regione del Veneto che ci ospita qui e tutte le persone che sono qui in sala che vedete, che poi sentirete anche. Ringrazio a distanza il dottor Giampaolo Palmieri della Questura dirigente della Questura di Venezia e Federica Sandi, che è appunto parte integrante del cantiere nonché del direttivo e è anche vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, che doveva essere qui con noi, ma la febbre le ha impedito di venire qui a Bruxelles proprio 2 ore prima della partenza. Ovviamente con me c'è Pamela, che appunto poi vedete qui, eccoci qui, e noi qui siamo a presentare appunto, come diceva Carlo, il podcast che nasce da tutta una serie di iniziative che il Cantiere delle Donne ha organizzato in questi ultimi anni. Abbiamo citato Giulia Cecchettin, quando c'è stato l'episodio di Giulia Cecchettin, che per noi ha significato, ma penso per tutti noi, veramente squarciare purtroppo un silenzio che c'è stato per troppo tempo e rendersi conto che la violenza sulle donne è quotidiana, purtroppo a partire dai nostri figli e nostre figlie. E quindi abbiamo invitato le nostre donne attraverso i social, perché è il modo più veloce, a raccontarci le loro storie di violenza quotidiana di ogni genere. Ne è nato un libro, Il rumore delle parole, proprio perché vogliamo fare rumore e finalmente parlare per scardinare stereotipi e violenze. 38 storie appunto di donne venete che si sono raccontate in forma anonima. Violenze psicologiche, fisiche, economiche e di ogni genere. Sono donne di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali. Le abbiamo raccolte in un instant book che è stato proprio veloce. Il ricavato, i diritti d'autore sono andati al gruppo Polis, a una casa di rifugio per donne vittime di violenza, appunto Casa Elena tra l'altro si chiama. E da questo libro poi non abbiamo voluto stare in silenzio, ma abbiamo voluto continuare a parlare e ne è nato un podcast perché abbiamo deciso di prendere spunto da 6 storie di donne, ma poi lo racconterà bene Pamela, del libro Il rumore delle parole che abbiamo romanzato
abbiamo sottolineato alcune cose importanti, quali sono i limiti, gli strumenti anche attraverso i quali si può uscire da una forma di violenza. Lo abbiamo fatto anche attraverso appunto delle personalità, delle professionalità importanti sul territorio veneto, come appunto il dottor Palmieri che è nel secondo episodio e la Federica o dottoressa Sandi che è appunto addirittura nel primo, come psicologa ovviamente. Ricordo una cosa importante, giusto perché siamo nella sede della Regione del Veneto, che l'introduzione del rumore delle parole è a firma di Luca Zaia, che ringraziamo, e che ci è sempre stato vicino, ha sempre sostenuto le nostre battaglie, non mi piace usare la parola battaglie, iniziative e progetti per tutte e per tutti. Ecco, da qui è nato questo podcast, da ieri è online, potete ascoltarlo su tutte le piattaforme. È una modalità diversa di parlare di violenza sulle donne e quindi adesso voglio passare parola a Pamela che è l'autrice perché ha scritto tutti i testi del podcast, da parte mia invece io ho fatto le interviste alle personalità, alle professionalità e poi sentiremo anche loro. Allora, grazie Micaela, grazie alla Regione Veneto, grazie per questa ospitalità importante, è prezioso essere qui, grazie a tutti voi e non c'è mai un grazie di troppo, perché grazie è la parola più bella da sentirsi dire, ma anche da desiderare pronunciare. E in uno stato, come dicevi precedentemente, di gentilezza, ricordiamoci che l'idea di gratitudine sottostà comunque ad un impegno, quindi alla forza di dare, alla forza di scegliere di rinunciare a favore di altri, in un clima di rete, di impegno e di lavoro condiviso, abbiamo pensato di dare vita a questo podcast, che è gentile, è garbato, ma è anche forte e anche violento. Perché la vita è così, perché gli esseri umani sono così e perché noi vogliamo attraverso questo strumento narrativo, in qualche modo, creare una consapevolezza la più ampia possibile, che senza conoscenza non avviene, per cui attraverso l'empatia con la storia di queste donne, venete nel nostro caso, che sono storie vere, che abbiamo raccontato in totale anonimato. Abbiamo dato dei nomi di fantasia perché puramente avessimo dei riferimenti più descrittivi, ma le storie sono autenticamente anonime e sono 6 storie raccontate da 6 donne che chiamiamo survivor. In realtà, banalmente diremmo vittime, ma l'unica vera vittima fino in fondo di questa narrazione è la 7ª storia, che è quella di Giulia Cecchettin, che è l'unica delle ragazze che non ha potuto raccontarla. E sappiamo tutti perché. Mentre tutte quelle che hanno potuto raccontarla ci hanno insegnato, attraverso la loro sincerità, a individuare le red flag che abbiamo potuto con chiarezza sottolineare e abbiamo potuto far vedere, far sentire, far ascoltare, affinché chi le ascolta, e parlo agli uomini e alle donne, non solo alle donne, le possa individuare e scegliere di smettere di attuarle o di subirle, perché tante volte i comportamenti sono, come dicevamo prima, il fuoco che arde sotto la pentola della rana che prima o poi arriverà a bollire, ad essere fritta. Ma prima sono un continuo tentativo voluto o non voluto o comunque attuato di ridurre l'autonomia dell'altro, di sottomettere la volontà, il comportamento, i pensieri dell'altro. Questo, lo sappiamo bene, non è amore, questo non può essere la base di nessuna relazione, né affettiva, né sociale in assoluto, a maggior ragione in una relazione d'amore fra uomo e donna. Ci siamo accorti, e poi passo la parola, ovviamente non voglio rubare troppo tempo, ci siamo accorti che quasi tutte le persone che sono vittime di violenze, come diceva Micaela, vari tipi di violenza di genere, economica, sessuale e avanti,
non sanno veramente di essere in una condizione di sottomissione e di abuso, perché tanti comportamenti sono tollerati, fanno parte di un uso comune, di una consuetudine, per cui non si arriva a identificarli come soprusi e come reati. Il reato alla fine è il peggiore, perché non si tratta solo di arrivare a togliere la vita di una persona, ma a rendere la vita invivibile, il che è evidentemente non corretto, non giusto, soprattutto se il ricatto sottostante è quello del sentimento. Per cui io spero che questo podcast verrà ascoltato più possibile, da più pubblici possibili, con la facilità di questo strumento abbastanza moderno da poter essere, poterci far compagnia in diversi momenti della giornata. La lettura magari è un po' più complessa, più faticosa, ma lo vorremmo mandare al mondo femminile e al mondo maschile, al mondo dei giovani e al mondo dei meno giovani, perché siamo tutti in qualche modo interessati e siamo tutti parte di un'unica sfera ambientale, sociale e umana. Grazie a Pamela e mi piace ricordare nel dare la parola poi al dottor Palmieri che ci siamo incontrati proprio in occasione della presentazione dell'Osservatorio contro la violenza di genere della Regione Veneto, istituito tra l'altro in maniera bipartisan, qualche mese fa. In quell'occasione il dottor Palmieri appunto ha parlato proprio di quello che succede a loro quotidianamente rispetto al tema della violenza di genere. Lui appunto è stato uno dei nostri relatori nel podcast, nel secondo episodio che è già online, quindi lo potete ascoltare. E quindi cedo volentieri la parola al dottor Palmieri, che ringrazio, che doveva venire qui a Bruxelles, ma anche lui è fermo a Venezia, quindi a lei la parola. Però non la sentiamo, deve accendere il microfono. Bene, adesso mi auguro... Benissimo, benissimo. Allora ovviamente ringrazio dell'importante invito, della realizzazione del podcast e di ogni e qualunque iniziativa che voglia raggiungere le donne vittime di violenza. Come si diceva prima, molto giustamente, una persona, una donna vittima di violenza, nella gran parte dei casi non sa di essere vittima, perché pensa tante cose. Tra le cose che pensa è che quella relazione, quell'uomo possa essere gestito. Io ricordo quello che mi disse una ragazza in uno dei nostri incontri nelle scuole, mi disse: ma io ho tante fotografie del nostro rapporto. Le prime fotografie sono molto belle, lui compare molto dolce, quindi se è cambiato, se qualcosa è cambiato, forse è anche colpa mia, ma io posso anche riuscire a recuperare allora, perché se all'inizio di questa nostra relazione è stata una relazione dolcissima, non vedo perché adesso le cose siano peggiorate. È un passaggio molto delicato e molto pericoloso, perché la violenza non può essere mai legittimata in alcune circostanze, in alcune situazioni, ma è altrettanto vero che quelle donne, quelle ragazze non possono essere lasciate da sole in questa via difficile. Il percorso, come si diceva l'altra volta, anche il percorso giudiziale è un percorso difficile. Noi abbiamo avuto delle donne che sono state minacciate in udienza dall'ex marito. E comunque te lo ritrovi davanti. E comunque senti le domande degli avvocati. Anche nel processo Cecchettin abbiamo avuto situazioni di sofferenza. Lo rivedi, senti una serie di domande gravi per i familiari, per la vittima, che alla fin fine realizzano un'ulteriore sofferenza. E i percorsi sono lunghi e difficili. È per questo che occorre essere vicino con una rete, giustamente si diceva prima, una rete di attenzione e di sensibilità, perché le donne vittime di violenza che decidano di denunciare, non dimentichiamocelo mai, me l'hanno detto in diverse. Dottore, mi dissero,
lei sa, diverse donne mi hanno detto, lei sa quanto coraggio ci vuole per entrare in un commissariato, in una questura dove magari non siamo mai stati, e per la prima volta fare una denuncia di un uomo che è il tuo marito, che è il padre dei tuoi figli, che è la persona con cui tu avresti scelto di vivere per il resto della tua vita e che ancora ami, senza sapere quali sono le conseguenze immediate. In diverse mi hanno detto, ma noi pensavamo che dopo la denuncia voi mi avreste tolto i figli e mi avreste mandato chissà dove. Quindi la conoscenza, aiutare anche nella conoscenza delle tutele dei mezzi giuridici è fondamentale, perché la difesa viene realizzata anche e soprattutto con una conoscenza importante delle norme giuridiche che sono presenti. Attualmente è allo studio una nuova legge che definisce il femminicidio, dice cos'è un femminicidio e gli dà un particolare grave valore, perché l'assassinio di una donna in quanto tale, perché la donna rappresenta una donna, rappresenta se stessa. E quindi l'odio che si genera verso questa vittima è un odio che deve essere letto e qualificato in modo particolare, anche per consentire, laddove ve ne fosse ancora bisogno e ce n'è, di avviare delle riflessioni importanti su quello che sta succedendo in Italia in questo momento. A morire sono donne, sono madri, sono persone che hanno amato e che probabilmente continuavano a amare il proprio aggressore. Sono persone che non sono riuscite a uscire da una spirale di violenza perché magari non l'hanno riconosciuta per tempo o che sono state lasciate sole, o che hanno iniziato un percorso che poi in qualche modo non si è concluso nel modo in cui si sarebbe dovuto concludere. È un'emergenza che deve dare dal punto di vista civile un tormento esistenziale a tutti coloro che operano in questo campo, in questo settore, ma io dico a tutti noi anche in quanto cittadini, perché non possiamo tollerare la presenza di una violenza così devastante che entra nella famiglia e ancora si confonde malignamente con un certo malinteso senso di amore. Ogni volta che leggiamo di un femminicidio, a fianco leggiamo il profilo dell'omicida, dramma della gelosia. Ecco, queste cose devono scomparire non soltanto dai nostri giornali, ma anche dal nostro lessico. Un omicidio è una cosa gravissima in questo contesto e non possiamo pensare che in qualche modo possa essere, non dico attenuato, ma giustificato, ma nemmeno giustificato, ma letto nel contesto di una relazione familiare, che anzi dovrebbe aggravare questa situazione qui. È una situazione estremamente grave che, ripeto, dà il tormento istituzionale a chi si occupa di queste vicende e che pertanto salutiamo con immensa gratitudine anche tutti coloro che hanno attraverso questo podcast profuso il loro impegno. Non è certamente facile, è il tormento esistenziale del momento, in questi momenti, in questi anni, e ogni tanto rileggo le storie di tutte le donne vittime di femminicidio, sono storie strazianti, perché sono storie di persone che hanno amato alla fin fine. E questo deve stimolare ogni possibile iniziativa. Dobbiamo avere pace fino a che non abbiamo realizzato il massimo che potevamo fare. Una donna vittima di violenza che si rivolge allo Stato non è soltanto una donna coraggiosa, è una donna che dovrebbe essere premiata con la più alta onorificenza che la Repubblica affida ai migliori dei propri figli, perché è una donna che ha deciso di attivare le istituzioni su un campo dove le istituzioni devono dimostrare di essere all'altezza di una sfida tremenda. E in questo momento la sfida è sicuramente estremamente grave. Quindi buon lavoro e buon impegno a tutti. Questa consapevolezza, continuiamo questo importante impegno. Grazie ancora. Grazie mille, dottor Palmieri, che ricordo appunto è nel nostro secondo episodio del nostro podcast. Ti lascio un attimo la parola e dopo la diamo a Federica. Sì, grazie. Io volevo solamente cogliere un suggerimento del dottor Palmieri quando ci parla di coraggio dell'uso della parola, della denuncia. È per questo che abbiamo chiamato il nostro podcast il rumore delle parole, perché non sarà la violenza a caratterizzare il nostro messaggio, però il rumore sì, il suono forte sì. E per chiudere il tutto in un pensiero molto forte,
come dicevamo la gentilezza non è debolezza ma è forza, abbiamo deciso di costellare le parole non solo della narrazione ma degli interventi con un suono prezioso, quello del rumore che c'è stato nel sagrato della Basilica di Santa Giustina nel giorno dell'addio a Giulia Cecchettin. C'era tutta la popolazione della città italiana, vi ricordate sicuramente la partecipazione importante che c'è stata, e il fatto che tutti abbiano colto l'appello a fare rumore e non fare 5-20 minuti di silenzio, ma rumore. Non è una provocazione, è solamente la risposta corale di una fetta importante della società civile, ma anche delle istituzioni e di tutti gli ordini preposti per il sostegno delle persone più deboli, in questo caso le donne vittime di violenza, e abbiamo registrato quel rumore autenticamente ed è parte del nostro podcast. Ogni puntata lo valorizza e lo ripropone. Grazie ancora per questa possibilità. Bene. Allora, io passo parola a Federica e tra l'altro ne approfitto, quindi le faccio una domanda, perché appunto qualche settimana fa eravamo proprio assieme a Gino Cecchettin all'interno di Veritas a Venezia per parlare proprio di violenza e per parlare di come si può anche comunicare, perché adesso il rischio è quello che ci sia una sovracomunicazione che faccia peggio, un po' per la questione emulazione, che non dobbiamo dimenticare perché c'è anche questo fenomeno, un po' perché se ne parla troppo e la gente è quasi abituata, come quando purtroppo vediamo le immagini di guerra alla televisione, siamo abituati perché così è. No, non dobbiamo essere abituati a queste barbarie. Quindi Federica ti passo la parola. Buongiorno a tutti e grazie del collegamento, anche se non sono riuscita ad esserci fisicamente. Io ringrazio prima di tutto il dottor Palmieri per la sensibilità dimostrata e la competenza che ha sul tema. È bello sentire queste parole da un uomo, soprattutto, perché di solito tra donne emergono, che sia un uomo a portare questi dettagli è veramente importante. Sulla comunicazione è importante parlarne. L'attenzione che bisogna averla è parlarne in più modi diversi, in modo tale che non ci sia quella assuefazione. Quindi la Federica, bravura... mi aspetti solo un attimo che si chiede intanto al dottor Palmieri di chiudere il microfono e poi un attimo perché qua dobbiamo ricollegare l'audio, perché sennò in sala ti sentono poco, quindi ci dispiace perché sennò perdiamo la tua parte. Dottor Palmieri, un attimo solo. E chiedo al nostro pubblico intanto un attimo di pazienza. Beh, col microfono possiamo amplificare Federica però. Esatto, se mi date il microfono l'amplifichiamo intanto così le persone in sala sentono, quindi non c'è problema. Esatto. Quindi Federica, questo è acceso? Vediamo. No. Sì, è solo in muto, ovviamente. Ecco, vediamo. Vediamo. Si sente? Sì. Federica, rivai. Provo a parlare. Avevo ringraziato il dottor Palmieri che adesso non c'è più, per fortuna lui deve aver sentito i ringraziamenti. Dicevo che prego. Lo ringraziavo perché queste parole di sensibilità che ha portato sono importanti, sentite da un uomo e non da una donna. E stavo dicendo, rispetto alla comunicazione, sì, il rischio che diventi un rumore di sottofondo che non si percepisca più c'è, e per questo è importante che se ne parli con più strumenti e con più modalità diverse possibili. E quindi un libro, un podcast, gli eventi, tutti insieme toccano un po' dei punti diversi in una maniera originale e unica che possono toccare e arrivare al cuore delle persone. Per cui è una trama molto fitta da creare usando linguaggi differenti. Il modo per cambiare una cultura è utilizzare appunto questi linguaggi differenti, perché altrimenti non si arriva all'obiettivo. Usare un solo canale e un solo tipo di comunicazione diventa appunto quella cosa che non fa più la differenza, come un qualcosa che si sente, ci si è abituati a sentir dire. Quindi non dobbiamo aver paura di portare avanti delle iniziative, infatti faccio parte anche del cantiere per questo, che possono andare a parlare della violenza di genere in modo nuovo e diverso sempre, per cercare di aprire, di aiutare, di aprire la mente anche solo a una persona, e quello avremmo fatto avuto un obiettivo positivo.
Quindi io non vi voglio portarvi, se c'è qualche altra domanda ovviamente rispondo a tutto, però credo che ci siano anche altre persone che devono parlare. Grazie No, Federica, ti faccio io solo una domanda, perché anche di questo ne abbiamo parlato e volevo appunto portare anche questo argomento, perché qua in sala ci sono, e poi li vedremo anche operativi, tanti ragazzi. Tu dicevi una cosa importante l'altro giorno, perché si diceva, ma com'è possibile che le nuove generazioni che sono più avanti di noi cadono negli stessi errori, anzi ancora peggio? Tante ragazze che amano avere il fidanzato geloso, tanto geloso che le controlla quasi 24 ore su 24 con le geolocalizzazioni, con le videochiamate, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Se loro sono, tra virgolette, istruiti, se comunque gliene si parla nelle scuole, se comunque hanno vissuto la vicenda di Giulia Cecchettin, perché poi fanno così, secondo te? Una delle ipotesi che facciamo proprio quel giorno è l'importanza, cioè la necessità, la ricerca dei ragazzi e delle ragazze di trovare una significatività personale, e quindi nel passaggio alla vita adulta, all'adolescenza, quando si cerca di trovare la propria identità, si cerca di trovare anche dei confini, e a volte paradossalmente la gelosia diventa un confine che ci definisce, che magari può arrivare a farci capire chi siamo. Su queste ragazze magari lo vediamo spesso, e non trovando altre alternative si attaccano a questa idea, e quindi può essere, sì, sono come dire, hanno spunti diversi, sono moderne, come dire, sono molto più vicine a un'idea di libertà, però certe volte hanno bisogno anche di avere dei confini e sapere, capire chi sono. E l'uomo geloso le fa capire che sono amate e chi sono delle donne amabili, e questo può essere pericoloso però dall'altra parte. Grazie mille Federica. Poi non so se ci sono dei ragazzi o qualcuno insomma che vuole intervenire a disposizione, giusto? Io volevo chiamare anche con noi la Barbara Barbon di Confartigianato Veneto di Donne Impresa, nonché presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Treviso Belluno, che appunto ha sostenuto ed è entrato in rete e in squadra con noi, ci piace dire questo, assieme a Fondazione Cariparo, che salutiamo, che appunto non poteva essere qui oggi, che hanno sostenuto e aiutato appunto la realizzazione del podcast, non solo appunto in presenza, perché noi del Cantiere delle Donne siamo abbastanza concrete, ma anche con la concretezza della vita quotidiana, e infatti abbiamo, con la direttrice che salutiamo, abbiamo già deciso di fare un percorso assieme, quindi costruendo qualcosa di importante. Grazie Michela, buongiorno a tutti. Non si può non partecipare a un obiettivo e un progetto così nobile, così alto, che ci accomuna inevitabilmente tutti. E sono onorata di farne parte, sono onorata di lavorare con voi, e sono fermamente convinta che anche il problema è grande, ma insieme, unendo le forze e agendo veramente con il cuore, mettendo le competenze di tutti, riusciremo sicuramente a fare dei passi avanti. Buon lavoro a tutte, nella consapevolezza, e questo lo dico sempre, è una cosa mia strettamente personale nella quale credo profondamente, che questi percorsi di bellezza, di miglioramento partono sempre da ciascuno di noi, dalla nostra interiorità. Quindi il problema è grande, però cercando anche proprio di mettere a frutto dentro di noi questi insegnamenti che poi possono essere portati anche come esempio nei ruoli che ciascuna di noi ha nella società, possiamo sicuramente fare il cambiamento e fare molto insieme. Quindi grazie ancora, ringrazio anche la mia associazione Confartigianato del Veneto, proprio perché sono le persone che fanno la differenza in ogni dove, in ogni quando, e ha permesso anche a me di essere qui oggi e di abbracciare questo progetto insieme a voi, perché la sensibilità è un altro dei valori che va portato avanti, condiviso e coltivato. Grazie. Adesso parliamo con l'onorevole Moretti, se vuole venire qui sul tavolo con noi. Con l'onorevole Moretti, tra l'altro, forse nel fine 2022 ci eravamo viste proprio come Cantiere delle Donne, con tanti progetti che avevamo in cantiere, e quindi glieli avevamo presentati proprio qui a Bruxelles. A distanza di anni siamo arrivati con un pacchetto
di altre cose, e quindi come a tutti gli esponenti politici che incontriamo, noi chiediamo collaborazione veramente a 360 gradi per l'obiettivo unico. Io vi ringrazio molto, ringrazio il cantiere delle donne e ovviamente Carlo Pini che ha avuto la sensibilità di ospitare questo momento di presentazione. Non è mai abbastanza, diciamo, l'impegno di tutte le istituzioni nel favorire diciamo, la trasmissione di conoscenza. Stamattina io ho imparato tante cose e sono molto felice sempre di potermi confrontare con persone che da diversi punti di vista affrontano il tema della violenza. E mi ha fatto anche molto piacere conoscere il dottor Palmieri, perché io ho affrontato questo tema della violenza sulle donne da quando ho iniziato insomma a studiare diritto all'università, sono diventata avvocata, e il tema, diciamo, della violenza ha sempre accompagnato la mia professione, perché mi sono sempre confrontata, ho sempre avuto modo di conoscere donne vittime di violenza, donne e figli, e la violenza assistita è un'altra forma di violenza. E ascoltare il dottor Palmieri mi ha fatto capire quanta preparazione ed evoluzione di competenza hanno acquisito le forze dell'ordine, e quanta preparazione e competenza hanno acquisito anche molti dei magistrati che si trovano poi ad affrontare i processi e a giudicare questi uomini, e quanto progresso è stato fatto anche nel processo. Io ricordo che tra diciamo, lo studio che mi appassionava di più era rivedere l'Arringa di Tina Lagostena Bassi, l'avvocatessa che tutelò diciamo, nel processo per stupro le vittime, diciamo, di quello stupro di gruppo. E ricordo che da quel processo si capì perfettamente come quel momento, come diceva giustamente il dottor Palmieri, significava per la donna vittima rivivere quello che aveva vissuto, e con un carico di umiliazione molto, molto forte. E quando si studiano appunto questi processi, queste arringhe, queste motivazioni, diciamo così, queste difese molto forti, non ci si deve limitare ovviamente all'aspetto giuridico, tecnico, ma si deve guardare anche all'aspetto umano. Ecco, io penso che il nostro Paese abbia fatto dei passi in avanti straordinari, e che oggi le forze dell'ordine, che sono uno dei primi contatti che la donna ha, devono e hanno un ruolo fondamentale. Sentire come il dottor Palmieri affronta con grande anche sensibilità questo tema mi rincuora, perché mi fa capire che comunque ci sono delle strutture in grado di tutelare quelle donne che, come si è raccontato, hanno un coraggio incredibile, cioè la denuncia, e alla denuncia poi però devono seguire delle azioni, cioè ci si deve far carico di quel coraggio. L'altra parola che avete usato oggi, che mi piace molto ricordare, è il termine gentilezza. Perché? Perché da lì parte tanto, ed è l'educazione alla gentilezza che è fondamentale. Io sono convinta, ne ho parlato tanto anche con Gino Cecchettin, che non possiamo più prescindere dal tema della formazione e dell'educazione, perché quella violenza che diciamo si scatena improvvisamente, che non ti aspetti, viene da un vissuto, e chi la subisce ha un altro vissuto. Prima parlavamo, no? Che quando, insomma, tanti anni che faccio questo mestiere, ho imparato ad essere meno radicale, per quanto i giovani debbano essere radicali. Sono convinta che le ragazze e i ragazzi debbano avere una quota di ribellione, no? La capacità di ribellarsi, di alzare la testa, di combattere per i propri ideali. Quando passa il tempo, questa radicalità diventa la consapevolezza che anche il punto di vista dell'altro ha delle ragioni e ha dei contenuti, delle sostanze, e queste sono dovute molto al nostro vissuto, a quello che noi abbiamo vissuto. La violenza è storia vissuta. Chi subisce la violenza ha dietro di sé una storia di violenza, perché la violenza è una catena che è difficile da aspettare, ed è per questo che io sono convinta che l'educazione, la formazione a partire dalle scuole
di base, a partire dalle scuole materne, sia fondamentale. Ed è l'educazione affettiva, è l'educazione più avanti sessuale. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi di vivere la sessualità in maniera sana, perché se non glielo insegniamo noi, ci sarà qualcun altro che lo farà, che si assumerà questo compito, e questo compito viene svolto da dei social, da dei mezzi di informazione che sono distorsivi, che riproducono forme di violenza, di subordinazione, di angheria e di mancanza di rispetto. Quindi io non voglio caricare la scuola di ulteriori compiti, ma guardate che è lì che i nostri figli apprendono più del 70, dell'80% delle loro capacità relazionali. Stanno a scuola tante ore, molto più di quanto stanno in famiglia, molto più di quanto stanno con gli amici. Allora, non sono gli insegnanti che devono prendersi questa responsabilità, ma sono gli esperti come gli psicologi, come gli psicoterapeuti, perché ogni età deve essere approcciata nel giusto modo. Possiamo parlare di sessualità ad un bambino di 4 anni, ma possiamo parlare di sessualità ad un ragazzino di 16, di 14, 17, 18, perché iniziano ad avere quel tipo di approccio con l'altro, ed è lì che si costruisce una relazione sana. Quindi io sono convinta che dobbiamo partire da questo. Poi sono convinta che è giusto prevedere delle leggi, e ci sono in Italia, e tutti i governi di tutti i colori politici si sono dovuti scontrare e confrontare con il tema della violenza, che ci sta in tutti i settori, dal lavoro alla scuola, alle relazioni in famiglia, eccetera. Però è chiaro che insomma, ognuno di noi ha una responsabilità. Quindi davvero grazie per quello che insomma state portando avanti. Io so che attraverso il podcast potete raggiungere tante persone. Io penso che il tema della violenza sia più un problema degli uomini che delle donne, purtroppo, ed è quindi fondamentale che nelle platee, nel pubblico, ci siano tanti uomini. Ed è giusto ed è bello vedere Carlo Clini qui, è bello vedere il dottor Palmieri qui, è bello vedere tanti ragazzi qui, perché è attraverso il loro atteggiamento che possono diventare dei modelli. Quando oggi invece, ne parlavamo prima, l'idea del macho, l'idea ancora patriarcale, l'idea comunque della forza, si identifica spesso anche in forme di appunto abuso. E invece essere forti, essere coraggiosi, significa anche emozionarsi, significa anche dimostrare le proprie debolezze. Essere forti significa soprattutto essere gentili, per cui l'ho apprezzato veramente tanto come avete aperta questa presentazione, perché la gentilezza è il cuore, è proprio un punto necessario della vita di tutti i giorni. La gentilezza aiuta a star meglio, a vivere meglio. Quindi grazie davvero tanto, e se posso, voglio dire, continuare ad esservi d'aiuto. Sono felice che abbiate incontrato ieri Elena Donazzan, è una collega con cui io lavoro, apparteniamo a gruppi molto diversi, lo dicevo prima, ci si confronta e ci si scontra anche su alcune, diciamo, questioni, in maniera anche molto dura. Ma qui in Parlamento Europeo, diciamo, la tecnica del negoziato, della mediazione, dell'incontro tra posizioni diverse è il cuore dell'efficacia e anche del successo del nostro mestiere. Quindi sono contenta che ci sia anche lei in questo progetto, che ci sia Luca Zaia, che ci sarà il prossimo governatore o governatrice del Veneto, e che insomma sia una rete trasversale, perché fare rete significa mettere insieme sensibilità, punti di vista diversi. Sono felice che ci sia un'assessora giovane qui con noi, che porta insomma esperienze anche del locale, perché si parte dai territori e tu lo sai quanto difficile poi è confrontarsi con questi temi, e tante altre insomma figure che qui ci possono aiutare a far meglio e sempre di più a favore delle donne. Grazie. Grazie, e mi piace sottolineare questa cosa, vi dico un po' anche come questa parola è cambiata nel tempo, nel cantiere delle donne. Inizialmente, quando eravamo in pieno Covid, usavamo la parola della rivoluzione gentile, perché avevamo voglia un po' di uscire da quel momento difficile. Poi l'abbiamo declinata con scelta gentile, perché intanto era più gentile
e poi perché appunto è una scelta di campo che dobbiamo fare tutti a 360 gradi, quindi ringrazio la politica, anche appunto l'onorevole Moretti e l'onorevole Donazzan che stanno portando avanti con noi e con la nostra rete tutto questo impegno. Allora io poi vorrò passare la parola all'assessore Pacagnella ma volevo prima dare la parola a proposito di rete a Lucia Ruggeri, se viene un attimo qui, consigliera dell'Associazione Alunni dell'Università di Padova, perché appunto nella rete ci sono anche istituzioni come l'Università di Padova che da anni si batte proprio anche per il tema della parità di genere, l'empowerment, la valorizzazione delle STEM. Cantiere delle Donne fa molte cose con appunto l'Università e con alunni. L'anno scorso abbiamo fatto questa raccolta fondi con le scarpette rosse che sono state create da abili donne e non solo donne, insomma con il filo rosso che abbiamo sempre abbiamo destinato al centro di violenza di Venezia, poi alla fine con la raccolta fondi abbiamo realizzato una scuola di politica, stiamo lavorando alla seconda edizione, speriamo in questa 2025-2026 assieme a tanti amici e tramite appunto l'Università di Padova, il Dipartimento di Scienze Politiche e l'Associazione Alunni. Lucia è anche parte del cantiere, si sta impegnando anche in prima persona per portare avanti tante questioni, quindi a te. Buongiorno a tutti, un breve saluto appunto da parte dell'Associazione Alunni dell'Università di Padova, di cui sono consigliera, e di tutto il nostro consiglio direttivo. Come ha già anticipato Micaela, anche alunni che raccoglie in modo organizzato l'ampio network che abbiamo di laureati del nostro Ateneo, e anche sono considerati alunni anche i docenti e il personale tecnico amministrativo che ci lavora o che ci ha lavorato, quindi un'amplissima comunità. Pensate che in tutto il mondo si stima che ci siano 400.000 alunni di UniBD sparsi nei 5 continenti, 60.000 iscritti al nostro portale come appunto iscritti effettivi o soci nel caso più attivo. Alunni appunto porta avanti tantissime iniziative sia in favore degli studenti e studentesse ovviamente, sia in favore dei laureati per l'orientamento oppure per i neolaureati, premi di laurea o altro, opportunità di networking, di scambio professionale, e sempre ovviamente con grande attenzione all'inclusione, alla parità di genere, al diffondere il sapere come non fine a se stesso ma come un mezzo per migliorare la società, visto che abbiamo anche molta vicinanza con la terza missione del nostro Ateneo appunto. Micaela ha già elencato 2 importanti iniziative che abbiamo sostenuto, Scarpette Rosse e la Scuola di Politica. Mi piace sottolineare che appunto Alunni incoraggia molto anche i progetti per la diffusione delle STEM per il genere femminile. Io stessa ho lavorato proprio quest'inverno a una selezione di progetti che prevedevano poi un premio per studentesse di ingegneria per applicazioni industriali di intelligenza artificiale, e il requisito era proprio che le ragazze o da sole o in team lavorassero, ma comunque che anche se erano in team la capofila fosse una studentessa. Quindi giusto per dirvi come ecco, c'è questa attenzione, e ovviamente siamo in stretta sinergia con l'università e abbiamo tutti insomma di fronte quello che per la nostra università ha significato anche Giulia, con la laurea in memoria, una cerimonia molto toccante che abbiamo avuto, l'intitolazione di una aula di studio e premi di laurea che d'ora in poi partiranno appunto destinati a tesi che trattino il problema appunto della violenza sulle donne. Ecco. Quindi anche Alunni è vicina a questi temi e io appunto porto. Grazie Lucia. A proposito di rete, il Cantiere delle Donne fa rete con tante realtà, tante istituzioni e appunto tanti enti, quindi voglio chiamare Eleonora Pacagnella, assessore all'istruzione e ai rapporti con le istituzioni del Comune di Limena,
Cantiere delle Donne ha fatto molte iniziative col Comune, tra le quali la presentazione proprio dell'Instant Book Il rumore delle parole a novembre dello scorso anno. Abbiamo chiamato dialogo con le istituzioni perché vogliamo sempre dialogare. E appunto con Eleonora e le ragazze e i ragazzi della Daigo Music School e di Danza City di Limena, ieri siamo stati appunto in compagnia dell'onorevole Donazzana proprio per portare anche questa rete, le buone pratiche delle pari opportunità, le abbiamo chiamate. Esatto, buongiorno a tutti, grazie, per noi è un onore qui, infatti ringrazio il direttore per l'ospitalità, un pezzetto della nostra comunità locale ha fatto insomma questi 2 giorni che ho promosso, questi 2 giorni a Bruxelles, infatti eravamo ieri ospite dell'onorevole Donazzana con tanti dei nostri ragazzi a parlare di questa tematica e non è una cosa banale perché con loro ci sono anche moltissimi genitori che partecipano con loro, soprattutto con le ragazze, a queste tematiche. Come proprio parte attiva di un dialogo e anche di un possibile cambiamento, perché riteniamo fondamentale, noi proprio come Comune cerchiamo di avere sempre un dialogo tanto su più livelli con le istituzioni. Diceva prima e saluto l'onorevole, grazie di essere qui con noi. Ieri eravamo appunto dall'onorevole Donazzana proprio perché la politica su queste tematiche credo che debba andare insieme. Talvolta è vero, abbiamo ricette un po' diverse anche sui linguaggi, però credo che poi di fondo lo dimostri anche le approvazioni che ci sono state all'unanimità proprio nella modifica e nel rafforzamento di quella che è la normativa a favore e a tutela delle vittime di violenza, insomma si è votato in maniera unanime e la politica su questo ha dato anche un segnale importante. Noi come comunità locale cerchiamo di portare avanti dei progetti, soprattutto indirizzandoli ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, cercando di entrare anche nelle scuole. E con questo progetto che speriamo possa partire a settembre, che ho nominato così senza filtro, vogliamo mettere proprio a confronto innanzitutto i genitori, perché talvolta quando mi confronto con alcune realtà associative che proprio trattano di genitorialità, mi spiegano che il primo problema innanzitutto dei giovani di oggi, se può fare una generalizzazione, è proprio l'adulto che sta dietro, cioè il modello educativo, valoriale, che l'adulto trasmette ai nostri ragazzi. Quindi è importante rendere parte attiva dei nostri progetti locali anche i genitori, anche le famiglie che devono un po' riscoprire quel valore educativo che non può essere affidato in maniera esclusiva alla scuola. E chiaramente scuola, famiglie e istituzioni possono fare una parte decisiva e importante. Noi siamo anche molto contenti di poter portare all'interno delle scuole assieme alle altre realtà associative che sono qui con noi, Daigo Music School, Danza City, che si occupano anche di progetti sociali importanti, proprio il rumore delle parole, il podcast, ma partendo dalla voce dei nostri ragazzi, quindi facendo raccontare a loro delle storie di attualità, anche delle storie di bullismo, perché purtroppo anche il nostro territorio ha delle forme che riscontriamo di violenza, cioè la violenza di genere non ha età, non ha ceto sociale, sta riguardando in particolare i giovanissimi, quindi giovanissimi parlo di infra 14 anni. L'ultimo caso di Martina che è stata uccisa a 14 anni a Sassate, quindi purtroppo non è l'unico caso di femminicidio tra giovanissimi che hanno perso un po' anche l'empatia, possiamo dirlo, ormai questi telefoni non fanno sentire più le emozioni ai nostri ragazzi, quindi ecco, secondo me il territorio è fondamentale perché i progetti territoriali arrivano direttamente ai cittadini, arrivano direttamente alle persone, ovviamente tutto questo noi lo facciamo grazie al supporto di associazioni come quelle di oggi che sono qui presenti, che ci aiutano a individuare e intercettare le problematiche e capire insieme qual è la strategia migliore per arrivare e portare a casa un piccolo risultato, ecco, perché non pensiamo certo di poter risolvere una problematicità così ampia e così complessa, però dal punto di vista normativo, come dicevamo già, sono stati fatti dei passi importanti, c'è una normativa forte nel nostro territorio, nel nostro paese, non basta perché chiaramente dobbiamo lavorare sul piano della prevenzione, dobbiamo lavorare sul piano culturale. Questi progetti sono fondamentali per andare in questa direzione. Grazie ancora. Grazie Eleonora. Allora i giovani poi ci sono e ve li facciamo anche ascoltare. Volevo chiamare assieme qui, magari prendiamo con l'altra sedia, sia Cristiana che Caterina, Cristiana di Russi e Caterina di Napoli, rispettivamente Daigo Music School e Danza City, che come ha detto bene Eleonora collaborano nel territorio anche a progetti sociali, oltre a fare la loro parte per quanto riguarda l'arte e la musica, che appunto
appunto fanno parte di questa educazione a 360 gradi. Quindi a voi la parola. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Mi piace essere qui con voi e aver potuto ascoltare tantissime testimonianze, tantissime parole che ci stanno facendo riflettere. Io mi occupo di musica, di canto e quindi mi inserisco nella tematica del rumore delle parole con quella che è l'espressività e l'espressione del silenzio, il grido del silenzio, dove molte persone che subiscono violenza tante volte non hanno il coraggio, come è stato detto, di tirare fuori effettivamente la sofferenza. Il canto, la voce in modo particolare, hanno un ruolo fondamentale, soprattutto ai giorni d'oggi, perché la musica che stanno trasmettendo i media, i social e le case discografiche hanno molto spesso dei linguaggi molto violenti, dei linguaggi che per noi di una generazione più adulta non sono linguaggi accettabili per educare e per formare una società. E quindi ritengo che la musica in modo particolare abbia un ruolo fondamentale nella prevenzione di tutto questo. La musica, perché la musica è sia note sia parole, e le parole al giorno d'oggi hanno molto più peso purtroppo rispetto alle note, mentre tempo fa ci si lasciava trasportare dalle melodie, dall'armonia e da tutto quello che la suscitava a livello emozionale una canzone. Adesso si sta più attenti a quello che si dice, anzi sembra che una persona, un cantante, abbia più successo se utilizza un linguaggio non appropriato e molto violento, suscitando anche delle immagini interiori che non sono assolutamente accettabili. Io, l'assessore lo sa perché ha ricevuto una lettera la scorsa settimana a nome mio personale in qualità di genitore, una lettera indirizzata all'istituzione scolastica, agli assessori, in riferimento ad alcuni comportamenti che vengono considerati normali, di bullismo e di violenza verbale nei confronti di altri ragazzini e dei professori stessi, che denotano una mancanza di rispetto che non può essere assolutamente accettata. Allora bisogna partire dalla formazione, dalla prevenzione, prima di dover arrivare alla terapia. E questo è un appello che io faccio alle istituzioni, perché la musica viene sempre considerata come un qualcosa di accessorio, come un qualcosa di legato al divertimento, come un qualcosa distante da tutto quello che è il mondo reale. In realtà la musica ha una connotazione ben più profonda che, se praticata fin dalla tenera età, può generare dei cambiamenti. Ed è testimonianza di questo il fatto che quando si ottengono dei lavori e si fanno dei lavori a livello corale nelle scuole, improvvisamente si avverte una sensazione di unità, di trasformazione non solo nei bambini ma anche negli insegnanti. E questo appunto con l'assessore Battagnella stiamo cercando di portare avanti questo messaggio con appunto il progetto Senza Filtro e anche con il cantiere delle donne, perché la violenza va sicuramente gestita fin da piccoli e soprattutto nella fascia d'età dai 14 ai 16 anni, dove i media, i social e la musica hanno un fortissimo impatto a livello mentale, bisognerebbe trovare un sistema di filtrare anche i testi che vengono utilizzati. Ora non è che dobbiamo fare censura, però riconoscere, avere il coraggio di dire e di spiegare ai ragazzi che certe cose non si dicono, non si fanno e c'è bisogno di avere rispetto, perché si parte proprio da queste piccole cose. Io oggi ho portato una delegazione di cantanti della nostra scuola, che ringrazio per essere qui con noi e avermi seguito in questo viaggio speciale tra il Parlamento e Casa Veneto, e riportando qui, insieme ad un lavoro svolto con la mia collega Caterina Di Napoli che si occupa di danza, un messaggio
legato appunto ai valori della nostra tradizione, della nostra cultura. Quindi poi lascerò la parola a loro, nel frattempo lascio la parola a Caterina di Napoli. Grazie. Allora, io mi occupo di danza partendo dalla mia esperienza prima dal lungo percorso come allieva, professionista, docente, nel centro di danza, comunque nelle lezioni di danza che io tengo, cerco di insegnare ai ragazzi una modalità di conoscenza di se stessi che sicuramente ha una nuova cultura. La danza è un linguaggio senza parole, di una potenza veramente molto forte, e la danza è uno strumento per capire questo linguaggio, per elaborarlo e per capirne la profonda valenza. La danza ha una forma, è anche una forma di grande terapia, perché comunque a livello terapeutico ti insegna, ti fa capire le tue grosse potenzialità e ti fa comprendere quello che sei tu, quindi non soltanto da un punto di vista esteriore, quindi stiamo un attimo anche sdoganando l'idea della bellezza stereotipata legata anche tradizionalmente alla danza, ma ti fa capire molto quelle che sono le tue potenzialità interiori e che poi si trasmettono fuori e che rendono a livello energetico una connessione con gli altri. Quindi cerco di insegnare rispetto, si parlava della gentilezza prima, che mi è fatto piacere che ha introdotto questa cosa, insomma, riprendendo una cosa che ho detto ieri, perché la gentilezza è un po' controtendenza, e invece tutto ciò che è controtendenza, secondo me, ha proprio una forza aggiuntiva. Quindi io insegno appunto il rispetto di se stesse, anche di se stessi, perché poi è chiaro che la danza è, e mi piacerebbe molto che fosse molto più paritaria anche a livello numerico tra maschi e femmine, uomini e donne. Ancora non siamo a questo punto, però ci stiamo lavorando. Ho anche io una piccola delegazione di giovani ballerine appunto a cui sto insegnando, che siccome io ho subito anche io una volta la danza non era così, non c'era questa attenzione al corpo, appunto ma ho subito delle cose che non andavano, delle situazioni che non erano proprio corrette. Adesso cerchiamo di avere invece una formazione, di fare una formazione che sia rispettosa. Quindi grazie, dopo vedremo. Ti invitiamo? Sì, a venire qui? Le invitiamo. Sì? No, io li faccio perché ci sono anche le ballerine. Facciamo il contrario. Sì. Allora chiediamo magari alle... Utilizzare forse sì, bisogna portare questo. Allora questo lo portiamo, Elisa. E anche questo, no, anche questo, perché dovete seguire con questo. No, aspetta, vai, e questa è la diretta, cioè è la base, la madre. Siete quello che sì, prima. Questo me lo spieghi. Poi tu, no, non toccarlo sopra, se no si vede la certo. Allora, qui facciamo l'asso. No, il microfono ce l'ha. Chi è che Rita? Rita, ok. Ascolta. Sì, dai, ma no, anche non importa. Esatto, no, dai, tanto è un minuto. Le abbiamo reclutate, erano in giro, no? Che le abbiamo chiamate. Sì, no.
professional. Se funziona, eccoci qua. C'è qualcosa? Siamo ancora in diretta perché perfetto. Le ragazze si stanno preparando per campare, quindi vediamo un po' così. Io ne approfitto naturalmente per ringraziare il dottor Carlo Guidi e tutta la regione del Veneto che ci ha ospitato qui, e voglio ringraziare anche il dottor Palmieri, la questura di Venezia, per l'importante contributo all'interno del podcast, ma anche appunto la presenza qui oggi, e anche a Federica come vicepresidente dell'ordine degli psicologi del Veneto, come membro del cantiere delle donne, tutte le donne del direttivo del cantiere, anche le associate, che sono loro che ci danno poi la linfa tutti i giorni. Quando mi dite sono pronte, vai Rita, usiamo questo. Grazie Michaela, buongiorno a tutti, grazie per averci invitato qui alla sede della Regione Veneto qui a Bruxelles. È davvero un piacere dopo la bellissima giornata che abbiamo trascorso ieri presentandoci al Parlamento europeo, quindi davvero è stata un'occasione unica per noi. Ci tenevo a fare un passaggio di nomi per presentarci. Io sono Rita Lion, qui accanto a me c'è Angelica Pinton, ci dobbiamo spostare, mi sa che suona anche dopo, infatti. Maria Vittoria Mercolini, abbiamo Chiara Montano, Lisa Trovato e Adelina Stasiuk. Non so se Caterina di Napoli di Danza Stile ha piacere a presentare anche le sue ragazze. Faccio un giro. Arianna Palizza. Adelaide Tesoro. Ecco, noi come vedete siamo vestite da turiste perché abbiamo approfittato di questa bella giornata per vedere la città, quindi vi chiediamo di guardare quelli che sono i movimenti delle ballerine e di ascoltare con le orecchie, ma soprattutto con il cuore, quello che vogliamo regalarvi oggi. Grazie. Penso che non sia così, ritorni mai più. Mi dipinge con le mani la faccia di blu. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, felice, fino al sole ancora su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, con te.